sì. sul totale dei ricoveri. È una cosa che lei ha già spiegato nei dettagli in un'intervista su una rivista scientifica qualche giorno fa. La Lombardia, dati di ieri sera, quindi non esattamente omogenei, 17.400 contagi, 3.100 decessi, quindi siamo sull'ordine del 17-18%. Però lei ci può spiegare per grandissima anomalia che è la causa, a mio modesto parere e a nostro parere, di questo blocco economico che sta mettendo in ginocchio l'Italia, proprio perché il sistema sanitario lombardo non ha retto il confronto, è perché non hanno le sufficienti terapie intensive e sono state, come dire, in gran parte assegnate. Guardi, senta, io penso che sia... La cosa è molto complessa, però io vorrei capire come mai... Guardi, adesso glielo spiego, va bene? E in queste situazioni noi possiamo contare su questa situazione di fortuna e la Lombardia invece. Guardi, adesso lo spiego. I morti, cioè la percentuale di decessi del Veneto è leggermente più alta della Cina, ma comprensibile sulla base della differente età media degli italiani, quindi il fatto che in Veneto abbiamo il 3%, il 2,8 rispetto al 2,2 della Cina, diciamo, è una cosa che normalizzata per l'età sono sicuro che più o meno è uguale. Il problema dei morti nella Lombardia e nel resto d'Italia dipende dal fatto che non si fa diagnosi. All'appello mancano 250.000 casi di infezione, che sicuramente ci sono, perché non è che il virus della Lombardia è diverso dal virus del Veneto. Se noi normalizziamo utilizzando il numero dei morti che è come costante e rinormalizziamo rispetto alla percentuale di asintomatici, noi ci troviamo di fronte dal punto di vista matematico a circa 600.000 contagiati, perché la verità è questa e gli italiani lo devono sapere, perché quel numero che noi vediamo, quei 56.000, non è il numero giusto. È stato fatto notare più volte dall'Università di Torino, da diversi altri istituti, che il vero problema è che c'è un'epidemia in atto di dimensioni notevolissime, e questa è la verità. Allora, mi aspetti... Sicuro, perlomeno. Per cui è ingiusto accusare il servizio sanitario della Lombardia, che è stato inondato da questi numeri. Guardi, i numeri stavano a vo'. Nel 20 febbraio c'erano il 3% di infetti. Se uno a un certo punto assume, ma le altre regioni d'Italia che erano state zone rosse, quanti infetti ci avevano? Questi numeri non è che li devo io, ne li devo pubblicare, perché l'ha pubblicati la Protezione Civile. Se lei fa il numero 3% con un R0, lo stimo basso del 2, i calcoli si fanno presto, si arriva a proporzioni del 20-25% di infetti ad oggi. I numeri stavano a vo'. Quindi non è che vo' è uno studio, che è uno studio. Vo', i dati sono stati pubblicati, stavano sotto gli occhi di tutti, guardi. Professore, scusi, per capirci, lei dice la differenza tra Veneto e Lombardia sta nel fatto che in Veneto si è subito provveduto a chiudere l'area di Vo'. Ma l'area di Vo', ma anche altri, noi abbiamo fatto tamponi a tutti. Quindi abbiamo sicuramente limitato, guardi, il Veneto è il risultato di due cose. Primo, i numeri del Veneto sono i più reali di tutta Italia, perché lei lo vede dalla percentuale dei morti rispetto al totale. E poi in Veneto sistematicamente dall'inizio noi abbiamo fatto tamponi a tutti in collaborazione con le strutture epidemiologiche del territorio. Quindi quei 40.000 tamponi hanno avuto un impatto gigantesco sul numero dei ricoverati e sul numero dei morti. Quella è stata un'autentica follia. Io, che vuole che vi dica? Se devo... Forse non ho capito, 20-25% della popolazione italiana in questo momento? No, io ho detto nelle zone rosse, non fraintendetemi. Io ho detto che se vogliamo rimettere a posto i numeri e diamo per fissa la mortalità, che il virus del Veneto è uguale al virus della Lombardia e di altre regioni d'Italia, mancano appello perlomeno 250.000 sintomatici e un altri 200.000 sintomatici. Solo così i numeri vengono a posto. Cioè 250.000 in Italia? Sì, in tutta Italia, ma la maggior parte chiaramente stanno in Lombardia. Posso chiedere come funziona la